Proseguiamo questo viaggio, adesso ce ne andiamo a respirare un po' di aria fresca, perché dicono che sotto le montagne si respira aria fresca. Il paese che ospitiamo adesso è sotto la protezione del Monte Limbara, una delle zone del nord-est Gallura, e da lì ospitiamo il gruppo folk più giovane di stasera, perché sono nati nel 2019, quindi praticamente hanno quanti? 6 anni, 7 anni di vita più o meno, e sono nati per iniziativa di un gruppo di ragazzi che, sostenuti dal loro parroco, che è Don Luigi Sava, hanno messo su questa associazione, ma in 7 anni hanno fatto tanta strada. E poi chi non vuol parlare ma parlerà mi dirà quanta strada hanno fatto. Intanto il gruppo folk Beata Vergine Immacolata di Oschiri, accompagnati all'organetto diatonico da Carlo Arras di Esporlatu, e ci tiene a dirlo. Eccoli qua. Chi è che non vuol parlare? Vieni qua. Ah, ce l'ho fatta. Devi pagare da bere perché hai deciso di parlare. Lei è vicino a Macomere, tanto per iniziare a Bortigali. Allora, perché poco fa mi ha detto: ah no, che io non te lo fai dare, non chiedermi nulla, però ti devo chiedere almeno questi 3 viaggi, queste 3 cose belle che avete fatto, quali sono? E siamo andati in Spagna quest'anno, poi abbiamo fatto il Redentore e Cavalcata, poi altri viaggi, feste paesane e così. Beh, un bel viaggio l'avete fatto oggi per venire da Oschiri a Ploaghe, e non è roba da poco. Allora c'è una piccola variazione per loro, perché adesso faranno un ballo e poi nella seconda parte ne faranno 2 perché hanno un problema di salute, insomma. Noi non diciamo mai, non spoileriamo nulla, però è successo. Quindi adesso fate su Dillu? Sì. Benissimo, bello questo sì, categorico. Carlo Arras di Esporlatu all'organetto diatonico, gli amici del gruppo folk Beata Vergine Immacolata di Oschiri.
Bravi il gruppo folk Beata Vergine Immacolata di Ospiri, che adesso salutiamo accompagnati da Carlo, e per i due balli li rivedremo dopo nella seconda parte. Grazie ragazzi, a dopo. Grazie a Carlo Arras di